è appena calato il sole. I predoni, inconsapevoli delle nuove ronde, hanno iniziato a girovagare nella zona in cerca di case dove mettere a segno i furti. A Cappella Maggiore hanno messo a segno 2 colpi, uno in via Ghiacciaia e un altro in una casa di via Fontane. Ma per nulla contenti i malviventi non volevano terminare la razzia ed hanno proseguito per via Montagnere e via delle Fontane, dove però gli abitanti li hanno individuati. Ieri sera, verso l'ora di cena, intorno alle 8 all'incirca, mio papà usciva per portare l'immondizia e li ha trovati qui nel giardino della vicina. E quando li ha visti, loro sono scappati nell'immediato, hanno scavalcato la ringhiera e sono andati giù nel campo. La situazione è lì che è da aver paura, insomma. Poi li abbiamo seguiti a piedi noi, sì, erano qui in zona, abbiamo seguito, però nel buio non si vede più di tanto. E dunque abbiamo allertato i carabinieri, la protezione civile, però alla fine hanno avuto la meglio sempre loro, insomma. I giovani di Cappella Maggiore hanno deciso di reagire e si sono organizzati. Stanchi dell'escalation di furti, hanno deciso di scendere in strada tutte le sere, perlustrando palmo a palmo tutte le vie del paese. È l'unico modo per controllare il nostro territorio e riportare la sicurezza. Ci troviamo alla sera e facciamo un po' di giri a piedi, insomma, per controllare com'è la situazione. Facciamo orari, cioè dopo cena, orari notturni e controlliamo, insomma. È ora di finirla proprio. Siamo ormai stufi e non possiamo più andare avanti così. È da tempo che nel Vittoriese i comuni sono sotto scacco dei malviventi. È per questo che l'amministrazione comunale, insieme ai comuni di Fregona e Sarmede, hanno deciso di contrastare il fenomeno con dei controlli ambientali della protezione civile. Questo è solo una parte degli interventi. Noi vogliamo innanzitutto che la popolazione abbia fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine, perché sono le forze dell'ordine, i carabinieri in particolare qui da noi, sono gli unici che possono dare concreto aiuto. Quindi noi faremo anche proprio una riunione venerdì prossimo per dare dei consigli utili insieme al comandante della compagnia di Vittorio Veneto, per dare alla popolazione degli utili consigli, come reagire, come comportarsi, proprio per rispondere a questa paura e a questa esasperazione.